Buonasera a tutti, ben ritrovati, anche se questo normalmente è lo spazio del Marietto sul canale del Marietto, questa sera sono sola, soletta, lui il Marietto è impegnato con ritualistica questa sera, ma vi ha lasciato in buone mani, speriamo. Allora, è l'appuntamento del mercoledì, oggi è il 10 novembre e sono le 21 e 1 minuto in questo momento. Vi ricordo dunque gli appuntamenti sul canale YouTube del Marietto Veneziano sono proprio il mercoledì alle 21, dunque non disperate, ci sarà ancora, tornerà lui il prossimo mercoledì, questa volta appunto per impegni lavorativi li ha affidati a me. Spero comunque di tenervi compagnia, di darvi delle risposte che, poi è lo scopo e il senso di queste dirette. Vi ricordo comunque, che, le dirette sono anche sul mio canale YouTube, che se non conoscete il mio canale YouTube cercate Hilde Garda e iscrivetevi al canale. Dal mio canale io trasmetto il lunedì e il venerdì alle 21:30, ogni settimana ormai da 1 anno e mezzo, forse 2 anni, dunque, ci sono sicuramente persone che, conoscono anche il mio canale, conoscono anche me perché appunto collaboro ormai da svariato tempo con il Marietto. E a proposito di questa collaborazione, ormai sono, credo 3 anni che abbiamo aperto un paio di gruppi su Facebook, uno si chiama I Casti Sacerdotali, l'altro gruppo invece si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Questi 2 gruppi si pongono l'obiettivo di, divulgare, fare conoscere o, trasmettere e donare materiale gratuito. Questo materiale gratuito, potrete trovarlo anche sul sito internet www.ilcapitano.intervista.org. Scusate, ma ho il naso un po' tappato e faccio fatica a parlare e a respirare contemporaneamente. Dunque, prendo fiato e continuo. Ilcapitano.intervista.org ormai dal 2015 divulga la radionica in modo completamente gratuito. Troverete in varie sezioni del sito, dispense, all'interno delle quali sono stati raccolti circuiti con un minimo di spiegazione, ulteriori approfondimenti sull'uso della radionica, ma anche se volete imparare a usare il pendolino, troverete appunto molte condivisioni sia sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dal quale vi trasmetto questa sera, cercate nelle playlist, ma anche sul mio canale YouTube che si chiama proprio Hilde Garda, come vi ho detto prima, Hilde Garda staccato. Abbiamo appunto spiegato come usarlo, in che modo, come fare le indagini, come fare le prime esercitazioni. Dunque, se foste interessati o curiosi di conoscere o avere un'infarinatura, sicuramente nei nostri canali, come vi ho detto, troverete le spiegazioni, diciamo base. Se poi siete interessati invece a percorsi privati e personalizzati, non avrete che da contattarci e potrete contattarci anche per i consulti privati professionali, 20 €, 45 minuti. Bene. Ah, come vi ho detto non respiro molto bene. Non sono raffreddata, ma ho il naso tappato. Va bene, direi di cominciare con i saluti. Vi ho detto finora che ci trovate su internet nel capitano.intervista.org, che è il nostro sito. Nel sito trovate molto materiale gratuito, trovate anche la sezione shop dove potrete conoscere quali sono i nostri servizi e cosa potremmo fare per voi. Dunque andate a curiosare, ci sono talismani, ci sono i sigilli, ritualistica, cioè un po' di cose. Bene, intanto saluto Viola, saluto Rossella, saluto Agata, Chiara e Christian. Buonasera anche a voi, buonasera a quanti decideranno di passare da qua, a quanti passeranno da qua anche in un altro momento e a chi insomma si aggiungerà anche in seguito. Ricordo che, per porre la domanda, per avere una risposta dovrete indicarmi il vostro nome e la vostra data di nascita. Cogliete l'occasione per formulare una domanda mirata, chiara e avere una risposta, adeguata insomma alla vostra curiosità, alla vostra richiesta.
evitate magari domande generali, non hanno nessuno scopo, nessuna ragione d'essere, se state bene, buon per voi, se avete dei problemi è importante che, lo specifichiate se volete una risposta appunto, che vi dia qualche aiuto costruttivo. Dunque, mi raccomando, il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda non generica ma formulata in modo chiaro. Date anche qualche indicazione, per esempio se mi fate una domanda sull'amore e state frequentando Paperon dei Paperoni, faccio un esempio, mi dovrete dare anche la sua data di nascita, spiegarmi se Paperon dei Paperoni ha sposato la moneta, il primo dollaro o il primo centesimo, oppure se è solo. Cioè date delle indicazioni, ovviamente lo dico scherzando, però è chiaro che mi aiuta a darvi una risposta più precisa possibile, sempre, nei limiti di quello che è possibile fare in diretta. Okay, direi appunto che ci sono già alcune domande e, cominciamo. Viola, 5 giugno dell'80, chiede se avrà un aumento. Vediamo. Mh. Guarda, sei sicuramente una persona, che si applica tantissimo, si dà da fare e ti verrà riconosciuto il merito del tuo impegno e delle tue qualità poliedriche, perché è chiaro che sei a 360 gradi per quello che riguarda il tuo posto di lavoro, cioè segui più cose. Dunque direi che, la prospettiva di una realizzazione in questo senso e di riconoscimenti sia piuttosto importante. Hai già ricevuto un negativo in passato, ma ma c'è qualcosa che comunque, ti verrà riconosciuto nel prossimo periodo, ma sembrerebbe, provo a spiegare meglio che evoluzione avrà. Vedi che c'è già stato un colloquio o con un tuo superiore, un tuo responsabile, oppure all'interno di una riunione ti è stata proposta, offerta qualcosa, dunque, c'è un qualcosa dove si è però creata, vedi, una spaccatura, in passato, qualcosa che con la quale ti sei trovata a lottare e in qualche modo ti ha, portato a cambiare strategia. In questo momento, sembra che sia oggetto di valutazione questa cosa. È chiaro che sia cresciuto anche la tua necessità, il tuo bisogno, diciamo, economico è aumentato, forse sono aumentate anche, le necessità legate alla famiglia, all'accudimento dei figli, eventualmente se tu chiaramente non so, non è specificato, però la donna maritata generalmente riguarda la gestione del focolare domestico. Lascia intendere che ci siano delle preoccupazioni in questo senso e che queste preoccupazioni siano date da un'aspettativa, un giudizio che senti debba arrivare. Allora, verrà riproposto un qualcosa, ma magari inizialmente non ti danno un'aspettativa interessante rispetto, questo che chiedi, insomma l'aumento, ma guarda che arriva. Devi resistere un altro pochino, non è nell'immediato e non è un no, sembra che prendano un attimo di tempo per decidere, ehm, ma, in ogni caso, una qualche proposta in qualche senso ti verrà fatta o, sembra comunque positivo. Come vedi c'è qualcosa di buono, un consolidamento, qualcosa di positivo, però c'è anche la possibilità che qualcuno ti sottragga qualcosa o che il subentro di un'altra persona fermi un po', l'eventuale crescita anche che ti aspetta sul posto di lavoro. L'aumento lo vedo, vedi che ci sarà un qualcosa, però nel tempo qualcun altro forse o ambirà alla tua stessa posizione o comunque si farà largo,
Okay, ho risposto a Viola. Andiamo avanti, Rossella. Ciao, chiedo per il lavoro di mio marito Salvatore, 12 aprile 74, ci saranno buoni guadagni? Intanto saluto anche, Sati Om che si è, aggiunta, anche buonasera Patti e Ninni. Allora, vediamo un pochettino per Agata no, Rossella scusate. Buonasera Ninni. Allora, chiedo per il lavoro di Salvatore, 12 aprile 74, il marito di Rossella. Vediamo un po'. Come procede il lavoro di Salvatore in termini di guadagni, vediamo un pochettino. Beh, qualche pensiero così che ogni tanto rannuvola il cielo, ma ci sono buone cose all'orizzonte. Dunque vediamo un pochino. Mh. Allora, posiziono meglio. Guarda, in passato sembra che ci sia stata qualche piccola perdita, a causa forse di qualcuno che si è comportato poco correttamente, magari qualcuno che, ha deciso di non pagare, qualcuno che poteva essere anche un cliente di un certo tipo, però non mi sembra un uomo che si abbatta facilmente tuo marito e in effetti vedo che nell'immediato c'è qualche contratto, qualche nuova cosa, qualche entrata molto positiva, però c'è anche qualche imprevisto. Attenzione, dunque in questo momento va pari e patta perché tanto entra e tanto può uscire, dunque, però è qualcosa di contingente, di questo momento. In realtà dal prossimo periodo in poi, sembra che, qualche vantaggio provenga anche o da un giovane collaboratore o da un nuovo cliente, comunque giovane, o qualcuno, con cui si entra in accordo adesso, anche se sono dell'idea che anche un collaboratore possa, effettivamente contribuire con le sue qualità, col suo impegno. Potrebbe anche essere un figlio, non so, che magari comincia a lavorare con voi, ma ci saranno sicuramente delle occasioni molto positive di mettersi comunque, in gioco, con i dovuti riconoscimenti. Guarda qua, dunque non è che siano specificatamente indicative di guadagni, ma di sicuro di cose, collaborazioni e contratti a lungo corso, incontri propizi e perché no, momenti veramente fortunati. Dunque diciamo che, si apre, qualche bel capitolo nel prossimo periodo, nel prossimo tempo, è come se lui, avesse tutta l'opportunità di cavalcare questo periodo in modo trionfante. Dunque, se lui si impegna sicuramente, anche i guadagni saranno proporzionali, al suo impegno. Cioè non vedo, quei casi in cui lavori, 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 non entra un euro, lui lavorerà e avrà veramente anche un aiuto, diciamo così, dall'alto. C'è, comunque un qualcosa che lo ha bloccato, non so se, ehm, potrebbe trattarsi comunque di una situazione in futuro, che richiederà, determinazione, ma che porterà comunque, delle aperture per il futuro. Dunque, secondo me, è comunque una stesa positiva, eh. Attenti solo a qualche imprevisto, visto che la tua domanda era di natura economica, a qualche imprevisto imminente, ma in futuro poi ci saranno veramente delle belle occasioni. Agata, 25 aprile 65 per Maurizio, primo maggio 63. Lui mi ha detto che tra noi c'è solo amicizia, abbiamo avuto una storia di 1 anno. Se è vero che si fa sentire solo per amicizia, lui è sposato.
Ah, bene, sono content cioè sì, c'era il sacerdote, potrebbe essere, io non l'ho detto, o un uomo più grande, in genere qualcuno, sì, qualcuno così. Comunque mi fa piacere. Patti, stasera il marietto è di ritualistica. Vi ha lasciato in mia compagnia, spero non ti dispiaccia. So che chiaramente se venite da lui vorreste lui, stasera non c'è. Ehm, Vediamo un po' per Agata e Maurizio, vediamo se effettivamente, chiama Agata solo per amicizia. Mah, diciamo che lui ha un fare un po' capriccioso, è un po' così, come se si fosse impuntato di qualcosa, però, mah, vediamo. Senti, ma, non è che c'è di mezzo o una figlia o una donna più giovane di te? Perché, comunque è comparsa sia al taglio una figura giovane con l'omaggio di preziosi, magari lui ti ha parcheggiato tenendoti in caldo perché vuole vedere come va a finire con questa ragazza. Ci sono troppi elementi che fan capire che comunque lui, ha la testa un po' da un'altra parte, c'è il ladro, la giovane fanciulla torna nell'esito. Ehm, Lui riconosce in te delle qualità, le qualità di una persona che si prende cura, che sa mettere gli altri, in una situazione, come dire, di accudimento, cioè, ti sei presa cura di lui. E queste sono qualità che chiaramente lui indovina o ha conosciuto di te, qualità solide, però nonostante ciò si vede che comunque nel passato, ehm, già era frenato da qualcosa, o un matrimonio precedente che in qualche modo per questioni di interesse lo ha un po', condizionato, vincolato, oppure comunque qualche situazione che potrebbe anche essere stata di natura economica per lui, perché c'è comunque un freno, qualcosa con cui lui si è dovuto battere in qualche modo. Allora, nel presente, e questo più o meno risponde insieme all'esito a quello che è il perché ti chiama, cioè lui comunque gli piace mantenere questo rapporto, gli piace parlare con te, sono momenti di spensieratezza, gli metti positività, lo fai sentire importante, e queste sono cose che effettivamente, hanno un significato per lui. Ma lui gioca su una linea di confine, non lo fa per narcisismo, anche se potrebbe sembrare. Lo fa proprio perché sta bene e gli fa piacere e nello stesso tempo gli fa piacere proprio passare e condividere del tempo con te. È, qualcosa di bello, però questo non esclude il fatto che lui la viva proprio come così, una cosa da tenere, ai limiti del corteggiamento, senza costrutto, okay, ma sempre in chiave positiva, eh. Nel prossimo periodo vedi sospiri, mercante, nemico e poi ancora malinconia, malato, ladro. Qui comunque, proprio questa situazione che lui tiene volutamente come un capitolo aperto, che, promette chissà in futuro potrebbe esserci qualche evoluzione, sai per ora è così, però io sto bene, a te non voglio rinunciare, mi fa piacere il nostro rapporto, okay, cioè ti lascia intuire un qualcosa in futuro, ti lascia intuire una riconoscenza per il passato, però lui comunque vedi che nel futuro sembra che
prenda le distanze, ma perché guarda da un'altra parte. Dunque sarà turbato dall'arrivo, dalla presenza di qualcuno. In ogni caso sembra che aspetterà questo qualcuno. Dunque vedi, disgrazia matrice probabilmente ti farà soffrire. Mh. E guarda, giovane fanciulla messaggero, dunque questa giovane fanciulla o è una figlia che si mette di traverso o è l'arrivo di una donna più giovane. Dunque, comunque capisci che non ci sono motivazioni più forti di queste, visto e considerato che nel futuro, se dovesse anche con sofferenza decidere di metterti da parte, lo potrebbe fare. Okay, Agata? Allora, vediamo un pochettino. Ehm, Patti, per risponderti no, anche io, solo che stasera era impegnato lui, però no, io a mezzanotte e mezza sarò impegnata anche io. Sì, sì, no, entrambi seguiamo ritualistica, certo, siamo, cabalisti, ermetisti, okay, dunque sì. Allora, Agata ti ho risposto. Ciao, riprovo, l'altra sera non sei riuscita in tempo. Sono Gigliola, 23 maggio 66. Ti chiedo se a breve avrò una relazione duratura, sono single. Molte grazie. Allora, Patti, se mi avanza tempo dopo le domande ti rispondo, va bene? Perché in questo contesto sono qua per fare delle letture. Comunque, alta magia cerimoniale. Vediamo un po'. Gigliola, 23 maggio 66, se avrà una relazione duratura. È single, vediamo cosa dicono le sibille per il prossimo periodo. Beh, c'è già un preannuncio, di un qualcosa. Dunque vediamo, eh allora, guarda, devo dirti che, effettivamente qui c'è molta sofferenza nel passato, sei stata proprio, colpita alle spalle in modo veramente, mhmm, cioè, va, diciamo che non è stato bello, si capisce, sei stata o tradita o comunque, mhmm, veramente qualche situazione molto forte che ti ha lasciato parecchie cicatrici. Eppure eppure hai deciso di sulle ceneri di risorgere come la fenice, vedi che c'è un nuovo inizio, Allora, sai, in questo momento c'è una situazione magari un po' così, che non so, sono scambi, messaggi, o hai ricevuto qualche notizia riguardo qualcuno, ehm, qualcuno che insomma un po' o ti ha ferito nell'orgoglio, c'è qualcosa in questo momento, però c'è anche, una persona più giovane di te in questo preciso momento della tua vita. Se non c'è già, nel senso che non ne hai già incontrato di recentissimo, perché è la linea del presente, effettivamente stai per incontrare questa figura più giovane. Mhmm, sembra cioè sembra però più un ritorno. Sai, single, ma, appunto non tutti, soprattutto superati i 40 e con una storia alle spalle, abbiamo dei trascorsi o persone
che ritornano in qualche modo e sembra che si riaffacci un qualcuno del tuo passato che però, ancora oggi ti turba, okay, vedi che c'è un ritorno che ancora confonde, ancora ha il potere di stravolgerti in qualche modo. Ma questo ritorno, oltre che a confonderti, ti darà una bella soddisfazione. Dunque, non è detto che tu riprendi la frequentazione con una persona del tuo passato, ma è certo che questo ritorno, questa persona che torna da te, ti darà una rivincita in qualche modo. Allora però dunque è un po' strano, ma qua compaiono un bel po' di persone, cioè, nel presente un ragazzo giovane, cioè un uomo più giovane, potrebbe essere anche più giovane di pochi anni, no, ehm, si riaffaccia una persona del tuo passato e non escludo che possa essere questa figura giovane, che magari scopre improvvisamente di aver fatto la fesseria del secolo, e torna anche però c'è anche un'altra figura, una figura invece più grande. E secondo me è possibile che questa figura in futuro aprirà discorsi proprio più solidi, più seri, Sembra essere una persona molto pragmatica, di quelle comunque, non stiamo parlando di una persona con la quale c'è quell'intimità fisica o quella passione travolgente. Sembra essere comunque una persona, piuttosto timida, ma seria. Aspettate un secondo, arrivo. Chi è? Ma ora diretta! Eccomi qua, scusate. Allora, riprendiamo. Dunque, qua sembra però nascere un discorso di progettazione, no, dove è possibile che si cerchino delle soluzioni legate a un'eventuale casa. Allora, veniamo all'esito. L'esito dice che questo periodo di isolamento in realtà sta concludendosi e potrebbe dare avvio a tutta una serie di nuove amicizie, conoscenze o di approfondimento di alcune di loro, okay, dunque insomma è un periodo secondo me, che, sblocca un po', smuove le acque, cioè non ti vedo mica sola. A un certo punto sarai un po' confusa sulla persona da scegliere, te lo dico io, però, ho la sensazione che prevarrà, ehm, tra tutti quell'uomo più grande, forse per il modo in cui si porrà, rassicurante, solido, Allora vediamo un po' la prossima domanda. Vedremo Sati, vedremo. E intanto buonasera Maria Stella e torniamo alle domande. Ninni: ci sarà un nuovo ragazzo, Deborah? 21 agosto del 99. Vediamo per Deborah, 21 agosto del 99, se ci sarà un nuovo ragazzo. Mh. Beh, guarda che il destino si sta proprio dando parecchio da fare, si direbbe proprio che aprirà, tutto un periodo molto movimentato, almeno così dice il taglio. Vediamo però mh. Mh-mh-mh.
Allora, ma sai, scusa. Le sibille sembrano dire che in passato tu hai conosciuto comunque un uomo, era un po' più grande, un uomo, mhmm, già uomo, ecco. Mentre tu abbiamo detto che hai, aspetta che guardo la tua età, Ninni, che non me lo ricordo più, 99. 99, insomma sei giovanissima. Ehm, Quest'uomo sulla trentina, mettiamola giù così, comunque per te è grande ma non grandissimo. Lui era valido, veramente un uomo veramente valido, però no, neanche però, sembrava proprio che chissà cosa dovesse venir fuori, o qualcuno che si è presentato benissimo. Non so, in qualche modo la cosa, per essere tu qui a chiedermi se ci sarà uno nuovo, vuol dire che a qualche livello o questo è partito per questioni lavorative o, è subentrato qualche cambiamento da parte tua. Non vedo però drammi, però sappi che questa figura che mi viene menzionata nel passato era veramente valida. Cosa c'è invece adesso? Beh, un ragazzo giovane, potrebbe essere comunque un compagno di studi se sei all'università, un collega di lavoro se lavori, un amico di un fratello o qualcuno comunque nella cerchia delle tue amicizie, perché c'è questo domestico, è giovane, non posso dire anche tu sei giovane, dunque di conseguenza questa figura potrebbe essere un ragazzo tuo coetaneo, però attenta perché lui compare come una persona frivola, non affidabile, molto egocentrica, che potrebbe raccontarti delle cose a cui è meglio se non credi. Okay, dunque questa conoscenza di questo momento, e quando io parlo della linea del presente intendo, non so, il mese corrente, i dai gli scorsi 15 giorni ai prossimi 15, dunque un arco temporale piuttosto attuale, e dunque, devo dire che questa persona, si rivelerà una delusione per te, soffrirai. Per questo cioè ti allarmo un po' perché, sarà veramente bravo nel farti coinvolgere. Uhm, metterà insomma in atto tutte le sue strategie. Dovrebbe essere comunque una persona, non so, non del posto. Allora, vedi che dunque il prossimo periodo potrebbe causarti qualche sofferenza e magari o tu spiare questa persona o viceversa questa persona che spia te, insomma, io qui non la vedo andar tanto bene con questo ragazzo. Veramente ti consiglio, di non farti coinvolgere perché vedi c'è situazioni che, cioè non gravi chiaramente, però non c'è corrispondenza sentimentale. Questo farà tutto per se stesso, Vediamo un po' qua. Dunque la fine di un'amicizia, un momento un po' così, potrebbe essere appunto, la naturale conseguenza di quello che avverrà poi con questo ragazzo, ma questo periodo ti aiuterà moltissimo e, evidentemente avrai delle soddisfazioni anche grazie a una persona, uhm, una conoscenza, qualcuno molto più grande che ti guiderà, sarà un amico saggio, magari questo potrebbe in qualche modo, darti qualcosa, non magari a livello sentimentale, ma qualcosa che porterai con te per tutta la tua vita. Dunque, ehm, diciamo che non vedo ancora qualcosa di "ma sei giovanissima, figurati, io ho trovato quello giusto per me, che ne avevo 40, perciò figurati". Hai voglia, stai tranqui allora, beh, quando chiedete quanto, sappiate che le sibille possono parlare, per un tempo ragionevolmente incluso entro 6, 7 mesi, massimo 1 anno. Dunque, se compare qualcosa nella stesa, dovete immaginare che si svilupperà
piuttosto rapidamente, dunque nell'arco dei prossimi mesi. Questo è quello che dico sempre. Raramente si è esteso all'anno, generalmente sono molto più rapide. Allora andiamo avanti, torno però giù. Ninni ho risposto. Donato: "Buonasera Ilde, chiedo per mia sorella Maria Pia, 31 dicembre '87, se riesce a trovare lavoro entro la fine del 2021". Okay, vediamo per Maria Pia, 31 dicembre dell'87, entro la fine del 2021, Sibille, vediamo un po'. Ah, buonasera Eva, quando leggo alcuni nomi sorrido perché sono persone a cui voglio bene. Allora, vediamo un po'. Ehm, Nel frattempo saluto anche Maria Stella, penso di averla salutata ma non me lo ricordo, nel dubbio la saluto 2 volte. Milena, buonasera. Ehm, e poi Eva, okay. Dunque, torniamo a Donato, che qua ho ubriacato le sibille a furia di mescolarle. Ehm, Come a te no? Ah, però ti ho salutato dai, Milena. Okay. Allora, vediamo un po'. Grazie, carini. Allora, ma sì, io sorrido per ma io vi voglio bene, ma voi non ci crederete, ma a me fa piacere quando vi trovo, quando vi vedo qua. Ehm, Però chiaro, no, alcune persone le conosco proprio di persona. Cercate di capire che ci sono vari livelli. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Torniamo a Donato, che se no qua le sibille mi mandano a stendere perché le ho non ubriacate di più, shakerate. Allora, per la sorella Maria Pia, vediamo se riesce a trovare lavoro. Mh, beh dai, qualcuno le darà anche una mano, vediamo un pochettino, o a meno che non svolga professione medica. Vediamo un po'. Allora, io dico sì. Dico che c'è e c'è anche un contratto. Magari è un contratto di quelli 3 mesi, poi dopo diventano altri 3, poi 1 anno, poi capisci cosa ti voglio dire? Non essendo la carta della speranza una carta, che apre possibilità per il futuro, ma è come dire, non è la carta della costanza, per esempio, non è la carta della vecchia signora, dunque ha altre sfumature, però si vede la proposta di contratto, dunque c'è. Andiamo già lì. E anche qui siamo in tempi, visto e considerato tra l'altro che tu hai specificato entro l'anno, dunque le sibille si attengono alla domanda e entro l'anno io la vedo questa possibilità. Attenzione, potrebbe comunque, vedi che tornando indietro, che siam partiti subito dal fondo, tornando indietro riavvolgiamo il nastro e partiamo. Vedi che c'è stato un colloquio, è andato così così. Ehm, Però, le hanno dato, come dire, delle possibilità, delle opzioni o comunque, è possibile che proprio nel passato si sia dedicata parecchio a cercare questo lavoro, a parlare a destra e a sinistra, a chiedere, chi avesse bisogno e dunque qualcuno le ha lasciato aperto qualche spiraglio, ma forse non c'era molto di quello che cercava. Comunque compare una donna di una certa età. Nel, presente forse anche o deve, spostarsi per un lì la carta dell'artista potrebbe indicare un colloquio di lavoro, potrebbe indicare un concorso per esempio. Sembra che insieme ad alcune persone
viaggerà o per questo colloquio o per questo concorso. Ma ecco, la carta della falsità potrebbe dire che se si tratta di un colloquio, l'esito di questo colloquio resta incerto, no, subito non le fanno capire granché, oppure potrebbe essere pure peggio, le potrebbero dare false aspettative, almeno nell'immediato, Comunque c'è da diffidare un po', perché qualche cosa non è esattamente come le viene prospettata, dunque c'è questo qualcosa. Potrebbe anche indicare questa linea che tra le amicizie qualcuno si mobilita, per darle una mano o che, qualcuno appunto le permette di, andare ad un colloquio. Dunque, insomma, è comunque indice di una opzione nell'immediato. Ma la cosa più interessante avverrà nel prossimo periodo, perché a meno che questo colloquio dall'esito incerto si trasformi in un buon esito e dunque le verrà poi notificata, una buona notizia che apre questa trattativa, questo accordo, no, lo scenario che abbiamo detto subito all'inizio, dunque la firma di un contratto, seppur a breve tempo, ma comunque un contratto, potrebbe anche indicare che nonostante questo momento così incerto, poi arriva comunque una notizia da lontano, forse cercano qualcuno, è comunque una buona possibilità. Ad ogni modo io ritengo che non sarà proprio dietro casa il lavoro e che è possibile debba viaggiare. E chissà che non stia anche valutando un trasferimento. Comunque, ehm, ma l'esito è strano. È strano perché compaiono un un uomo importante. Chissà se tua sorella è sposata potrebbe essere il marito, oppure potrebbe trattarsi appunto di questa persona con cui andrebbe a sottoscrivere il contratto, però c'è un'ostilità, un qualcosa nascosta, oppure un contrasto, da parte di invece un ragazzo più giovane. A meno che non voglia invece dire che nel lavoro dove lei andrà si troverà molto bene col titolare, ma avrà problemi invece con una persona più giovane. Ad ogni modo, a me sembra proprio che inizierà a lavorare. Allora, 42 minuti, sono un pochino in affanno, ma se non mi si allora Patti, io ho 44 anni, ho preso un mazzo di carte, le sibille sono arrivate intorno ai 20. Io ho cominciato con i tarocchi a 12 anni, ma non sono sicuramente l'unica, perché c'è tanta gente con storie particolari, ma io ti posso dire che mentre i miei compagni andavano a comprarsi le caramelle, io compravo i giornaletti di astrologia. Io sono nata in un modo, boh, diverso, forse sono tutti i valori in ottava casa che ho, e dunque sono, come dire, predisposta per certe cose. Ho anche un ascendente in Acquario, insomma, sono nata per fare questo, ma perché arrivo da cose di questo tipo, cioè la mia anima è in cammino da tanto, tanto tempo. Dunque, non so, quando altri guardavano delle cose o facevano delle cose, io immaginavo di avere doni cioè fantasticavo e invece era qualcosa che era scritto dentro di me. Dunque io ho ripreso il mio percorso di iniziazione molto giovane, faccio ritualistica ormai da 15 anni, pur avendo 44 anni. Bene, forse anche 16 ormai. Quasi 17 anni. Grazie Eva. Allora, bene, dunque se questo ti basta, se no se vuoi saperne di più vai sul mio canale,
patti. Poi sul mio canale vedrai, io ho messo non so quanti video a disposizione per spiegare delle cose, dunque, più di quello che posso raccontarvi io, magari il materiale che ho messo a disposizione gratuitamente per tutti può essere più esplicativo di me. Allora, grazie Donato, ti abbraccio anch'io. Allora, vediamo di tornare alle domande che sono un po' vediamo. Donato ti ho risposto. Ehm, Maria Stella: finirà il mio periodo buio, primo luglio '58. Speriamo, spero di vedere cose belle, Maria Stella. Mh. Vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Primo luglio. Okay. Eh. Ai, ai, ai. Allora, 2 cose. Prigione e dottore hanno valori particolari. La prigione è come ti senti adesso, bloccata, a pagare un prezzo di un qualcosa di cui non sai cos'è e dunque sei lì. Sei lì ferma, come se la tua vita scorre e tu sei ferma nello stesso punto. Può indicare anche che in questo momento non stai ricevendo aiuti, e la necessità invece di avere il coraggio di chiedere aiuto. Il dottore indica proprio gli aiuti, ma anche qualcuno che può darci una mano o che è un periodo, se abbiniamo i 2 valori, dove fai difficoltà a mettere a posto delle cose, cioè sai che c'è una situazione da guarire e non sai come muoverti, però intanto già la presenza della carta del dottore comunque apre, qualcosa di più positivo, Vediamo un po'. Allora, Maria Stella, qui c'è stato un qualcosa nel tuo passato, c'è stato un qualcosa nel passato di tutti, non è che ho detto niente di straordinario, però ha avuto a che fare con una persona, probabilmente un'amica, una sorella, qualcuno a cui hai voluto molto bene, molto bene, ma è stato qualcosa di improvviso. Ehm, Ad ogni modo io sinceramente vedo un periodo adesso dove, se tu vuoi, è possibile ristabilire armonia, serenità. Guarda che la linea del presente in realtà è bella. Mi piacerebbe girare io queste carte per me, capisci? C'è, la famiglia, una famiglia che insomma, una famiglia presente, okay, o persone care intorno a te. Certo, non è stato facile, probabilmente nel passato hai sofferto per questa cosa improvvisa, però c'è questa famiglia adesso e soprattutto guarda nel prossimo periodo. Sembra anche che arrivi o del denaro, potrebbe essere qualche piccola vincita, cioè, c'è qualcosa di molto positivo anche, no, che si apre, l'arrivo qualche proposta, qualcosa di bello, okay? Dunque io questo periodo buio non lo vedo durare tantissimo, magari è stato duro fino a qualche tempo fa e per qualche ragione continui a vedere le cose con gli occhi di quando hai attraversato quel periodo. Però non è più così, cerca di cambiare prospettiva perché in futuro le cose andranno meglio. Dunque c'è questo bel periodo di qualche mese, però dovrai fare attenzione a un certo punto a non fidarti eccessivamente,
perché, è vero che entrano delle buone opportunità e sembrerebbe proprio che entri del denaro, ma è anche vero che qualcuno però potrebbe anche causarti qualche danno in futuro, dunque non essere troppo fiduciosa, che potrebbe essere uno dei motivi per cui, hai già sofferto in passato, perché qualcuno tenderà a tenerti d'occhio o forse sei tu che avrai questa spinta a ma penso più che sia qualcuno che, ti controllerà un po', dunque non oppure può causarti qualche perdita, okay, perdita intendo in termini materiali o di serenità, vedi che la carta della gelosia indica comunque situazioni di turbamento, arrabbiature, qualcuno che magari, a modo suo, ti mette alla prova, dunque non essere eccessivamente accogliente, mettiamola giù così. Però, ecco, non sono situazioni se saprai gestirle, sono situazioni abbastanza contenibili. Allora, cosa viene fuori, come esito? C'è nella cerchia delle amicizie o un'amica che, si occupa o un'amica, insomma che ha o è un insegnante o è un avvocato, perché la carta dell'artista parla comunque di qualcuno, ehm, che ha conoscenze, quale che siano, conoscenze in fatto d'arte, conoscenze in fatto di musica, conoscenze in fatto di scienze, conoscenze fa è la persona istruita, dunque è quello che sa, che può dare consigli. Ma attenzione perché sembra che ci siano comunque delle incomprensioni con una figura di questo tipo. Ehm, però è lì, ecco, non vedo cose tanto difficili. Sicuramente sei stanca magari, sei un po' provata e è possibile che tu ingigantisca alcune cose o che ci sia in futuro una rivalità con questa persona, no, però, ecco, il periodo non è più tanto buio se farai attenzione un pochino, come tutti, mh. Allora, ah, ma guarda Patti, sta diventando un'intervista, ti ringrazio. Io non penso niente di queste altre persone, penso che ognuno attiri a sé quello che è in linea con ciò di cui ha bisogno in quel momento. Forse qualcuno ha bisogno di essere truffato, perché deve imparare a riconoscere, avere il giusto discernimento in queste cose. Io non so, non voglio dire è pieno il mondo anche di bravi dottori e cattivi dottori, di cantanti validi o cantanti che, non si sa come mai abbiano fatto successo. È così ovunque, non è solo questo mondo, i ciarlatani sono in qualsiasi direzione. È lì che bisogna invece saper trovare le persone serie, fermo restando che, per quanto ci possiamo impegnare, nessuno è Dio, solo Dio è Dio, poi noi lo possiam trovare dentro di noi, però arrivarci. Allora, vediamo un po'. Chi c'è adesso? Milena. Allora, Milena, cavoli ragazzi, io però sono esausta, non sto scherzando, è quasi 1 ora e sono sfinita. Dunque, ehm buona serata Maria Stella anche a te. Allora ragazzi, io sono di nuovo online venerdì alle 21:30. Chiedo perdono, veramente perdonatemi per quelli a cui non ho risposto, chiedo perdono, non ce la faccio più, ho bisogno di staccare. Dunque,
venerdì alle 21:30 ovviamente vi aspetto. Dove? Sul mio canale YouTube, perché adesso in questo momento sto trasmettendo il posto del Marietto, proprio perché il Marietto è impegnato in ritualistica. Io anche, ma starò impegnata questa notte, nel cuore della notte, dunque non ehm, potevo esserci io, non lasciarvi soli, non lasciare scoperto l'appuntamento. Dunque, diciamo che il Marietto ha detto: "Dai, fallo tu." Va bene. Okay, dunque, io comunque sarò di nuovo presente, come vi ho detto, sul canale YouTube Hildegarda, che è il mio canale. Se non lo conoscete andate, iscrivetevi, andate nelle playlist, sbirciate, curiosate, se c'è qualcosa che vi interessa è vostro, ve l'ho donato. Se volete invece sentirmi in privato, sono disponibile al 347 8702 622, 20 €, 45 minuti. Dunque, se volete potete prenotare il vostro consulto. Vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio tutti uno ad uno, tutti gli 8 che sono collegati in questo momento. È un abbraccio che si fa in fretta per 8 persone e vi auguro una buona notte. Grazie e a presto.